Benvenuti amici di Matto Scacco in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere la partita più corta che sia mai stata giocata fra due gran maestri. Gibaud contro Lazar nel 1924 in un caffè di scacchi. Allora, andiamo a vedere quali sono state le mosse. La partita è finita veramente in pochissime mosse. D4, uno dice, ma com'è possibile che una partita che apre con D4 può finire in poche mosse? Sì. Cavallo F6, ok, fin qui ci siamo. Magari il nero vuole impostare un sistema indiano, che ne so, con fianchetto. Come fa a finire in poche mosse? Cavallo di 2, già una mossa un pochettino strana. E5, D per E5, cavallo G4, con l'idea anche di andarsi a riprendere il pedone. Attenzione che qui c'è l'errore grave, qui si può spingere E4, si può sviluppare l'altro cavallo tranquillamente. H3, volendo scacciare questo cavallo, riesce a vedere la mossa che mette in ginocchio il bianco dopo H3? E la mossa è proprio cavallo in E3. La donna è intrappolata, non può scappare da nessuna parte. E in caso di cattura del cavallo c'è il matto in 2. Donna in H4 scacco, questa diagonale è tutta della donna. G3 scacco matto. Fantastica, fantastica. Rivediamo velocemente senza commenti. E qui su questa mossa il bianco abbandonò. Basta, fulminea, veloce e vi lascio con questa perla. Ci vediamo al prossimo video, ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!